Bentrovati. Dopo la tragedia di Parigi, sicuramente l'allarme del terrorismo islamico è in cima ai pensieri di molti italiani. Le prime pagine dei media sono dedicate a questo argomento, ma dobbiamo stare allerta perché la nostra classe politica, quando siamo distratti da altri fatti, spesso mette in campo le porcate più scandalose. È noto a tutti che l'Italia è il paese più corrotto d'Europa, con un costo per l'erario, cifra secondo la Corte dei Conti di 60 miliardi di euro. Sappiamo pure che l'evasione fiscale fa mancare le casse pubbliche circa 180 miliardi di euro sempre all'anno. Per cui se vogliamo diventare un normale paese civile con un'evasione fiscale fisiologica e una corruzione meno indecente, chi guida il Paese dovrebbe legiferare su queste due questioni in maniera seria, coerente e onesta. Purtroppo questo arriverà nel libro dei sogni che non si concretizzerà finché governerà questa classe politica bugiarda, paurosa, incapace e spesso collusa con il malaffare. I fatti per dimostrare queste affermazioni non mancano. Ad esempio, nel 2002 per far uscire dai processi e salvare dalla galera il Caimano, il centrodestra che governava allora fece una legge che depenalizzava di fatto il falso in bilancio. Era una delle tante leggi ad persona sfornate dai maggiordomi del satrapo Arcoriano. Ecco cosa prevedeva la norma berlusconiana all'articolo 1. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In pratica, dal 2002 Berlusconi, i grandi finanzieri, i grandi imprenditori potevano falsare i bilanci senza rischiare la galera. Naturalmente, dopo questa ennesima legge ad personam, il centrosinistra di allora fece il diavolo a quattro, gridando allo scandalo, ma quando gli subentrò il governo del paese non la cambiò. Ora, il centrosinistra di Matteo Renzi ha preparato un nuovo disegno di legge che aumenta le pene sul falso in bilancio, ma ecco cosa si legge al comma 3, emendamento 7.10.000 firmato Renzi. Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali, il falso in bilancio. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. Per cui, come scrive Bruno Tinti, se la posta falsificata è inferiore al 5% del risultato di esercizio o dell'1% del patrimonio netto, il bilancio è falso, sì, ma è un falso lecito. Nessuna sanzione penale o amministrativa è prevista. L'emendamento del governo Renzi è la fotocopia esatta della legge voluta dal pregiudicato di Arcore. E da quando è in vigore la legge berlusconiana non si celebrano più processi per falso in bilancio ed è giusto ricordare che i soldi in nero servono anche a pagare le tangenti ai corrotti. E allora che dire? Complimenti vivissimi Matteo nostro. E arriviamo all'altro disegno di legge governativo, quello dell'ormai famoso 3% chiamato Salva Berlusconi, perché azzererebbe la condanna per frode fiscale al Caimano con tutti gli annessi e connessi che questo porta con sé. Alla vigilia di Natale, nella speranza che gli italiani pieni di panettone non si accorgessero, Renzi ha inserito di soppiatto, senza che lo discutesse il Consiglio dei Ministri, un emendamento, il 19 bis, che di fatto privilegia i ricchi. E così chi ha di più può imbrogliare il fisco senza rischiare la galera. Per farmi capire meglio, se un cittadino con un reddito lordo di 10.000 euro evade il fisco per 310 euro, è un reato penale e può andare in galera, perché supera il 3% di evasione, mentre se un imprenditore, un finanziere con un reddito lordo di 100 milioni ruba al fisco 2.990.000 euro, il reato è solo amministrativo perché rimane sotto la soglia del 3%. Non vi sembra fantastico questo? Ma sicuramente il fatto più grave, passato quasi inosservato ai più, è l'autodenuncia di Renzi come l'autore materiale di questo comma, non discusso coi ministri nel Consiglio del 24 dicembre e inserito di nascosto. Secondo vari costituzionalisti questo è un reato grave, configurandosi come un falso materiale in atto pubblico punibile con una pena da 3 a 10 anni, come quando la giunta sia stata introdotta di soppiatto. Per cui anche se Renzi si è autodenunciato ammettendo di aver usato un sotterfugio,
Come scrivono i professori costituzionalisti Pace e Sorrentino, il falso in atto pubblico come quello perpetrato da Renzi è un reato procedibile d'ufficio, cioè non è necessaria una denuncia, per cui la magistratura dovrebbe intervenire. Il professor Pace ha pure sottolineato che se un fatto del genere lo facesse il Presidente degli Stati Uniti, Obama rischierebbe l'impeachment, mentre Renzi, in questa povera Repubblica delle Banane, continua con i suoi spettacoli di cabaret senza nessun problema. Svegliamoci prima che sia troppo tardi, o forse purtroppo lo è già. Ci vediamo giovedì prossimo. I professori costituzionalisti Pace e Sorrentino, il falso in atto pubblico come quello perpetrato da Renzi è un reato procedibile d'ufficio, cioè non è necessaria una denuncia, per cui la magistratura dovrebbe intervenire. Il professor Pace ha pure sottolineato che se un fatto del genere lo facesse il Presidente degli Stati Uniti, Obama rischierebbe l'impeachment, mentre Renzi, in questa povera Repubblica delle Banane, continua con i suoi spettacoli di cabaret senza nessun problema. Svegliamoci prima che sia troppo tardi, o forse purtroppo lo è già. Ci vediamo giovedì prossimo.